Buonasera a tutti. A nome del coro polifonico della cattedrale sono lieto stasera di poter dare a tutti voi il benvenuto, in qualche modo fare gli onori di casa, accogliere e dare il benvenuto nella nostra cattedrale, nella nostra comunità, al soprano Domenica Zammara, che si appresta con noi a dar vita a questa serata.
Sono felice e onorata di essere ad Adria, città d'arte, è la prima volta nella mia vita. Ho girato tutta Italia per concerti, per attività artistiche, però la prima volta sono qua, proprio qua in Veneto, ad Adria. Ho vissuto anche a Verona perché ho studiato a Verona Conservatorio, poi ho vissuto a Padova, però non sono mai stata ad Adria. Sono affascinata di questa bellissima città. Qua siamo in stupenda cattedrale antica, abbiamo eseguito questo bel concerto mariano con coro polifonico. Sono molto felice perché abbiamo eseguito il repertorio dal barocco, da grande Vivaldi, abbiamo eseguito anche Mozart e anche brani di compositori viventi contemporanei, di grandi compositori, un compositore di Adria, il maestro Tiziano Bedetti. Abbiamo eseguito premiera italiana di Ave Maria per Santa Gedevice, che appena abbiamo eseguito anche in Polonia poco tempo fa, in Basilica di San Gedevice a Trzebnica, con televisione nazionale. Bellissimo questo brano, veramente lo metterò nel mio repertorio. Ho eseguito anche il brano, diciamo, di Ave Maria di Maestro Bedetti, con testo molto particolare, molto poetico, bello, che abbiamo eseguito anche a Lublino un anno fa come premiera mondiale. Ho eseguito anche il brano di Maestro Rentowski per Giovanni Paolo II, che è mio santo. Grazie mille per la vostra presenza, speriamo di tornare qua ancora. A presto.